Salve, ci troviamo sotto i portici di Palazzo dei 300 a Treviso, in Piazza dei Signori. Sotto, qui davanti abbiamo la Fontana delle Tette, è una scultura che è stata commissionata nel 1559 dal podestà Alvise da Ponte, che dopo una grande siccità nel territorio trevigiano aveva fatto scolpire questa donna con oggi diciamo è un po' mutilata, però dai seni sgorgava vino bianco e vino rosso. Questa usanza veniva, questa diciamo festa, questa usanza veniva fatta ogni volta che cambiava il podestà. Solamente alla fine del 1797, quando la città fu conquistata dagli austriaci, la fontana venne rimossa, si trovava in una nicchia del Palazzo del Podestà e venne anche un po' mutilata nei suoi seni, quindi anche per colpire l'identità di questa città, di questi cittadini e del popolo trevigiano. Eccoci qua, magicamente la Fontana delle Tette è tutta intera, non è mutilata. Ma guardiamo bene. Ah no, ma questa è una copia fatta nel 1989. E allora facciamo quel gesto che tutti i cittadini di Treviso fanno quotidianamente, tocchiamo le tette della fontana perché portano bene.